Ciao amici del canale YouTube, un veloce video. Oggi vi porto a casa mia per raccontarvi di un servizio. Vedete tutto questo ben di Dio qua sul mio tavolo. Questo servizio che ho provato per la prima volta la settimana scorsa e di cui avevo parlato solamente nelle Instagram Stories. Siccome mi sono arrivate un sacco di domande, ho pensato di registrare questo velocissimo video per la seconda prova che ho fatto di questo servizio. Vi sto parlando dell'applicazione Too Good To Go. È un'applicazione veramente geniale perché permette di aiutare a combattere lo spreco alimentare, ovvero i negozi che decidono di aderire a questo servizio mettono in vendita, generalmente verso l'orario di chiusura attività, l'invenduto del giorno ad un prezzo veramente super stracciato. Questa volta io ho deciso di prendere la box, ovviamente essendo stiamo parlando dell'invenduto del giorno, quindi non si può sapere prima che cosa ci sarà dentro. È una sorpresa, una mystery box. Questa volta stavo dicendo, appunto, io ho preso la box da un panificio che si trova, per gli amici di Padova, sotto il salone, il panificio Sobon. Penso che si pronunci così, essendo veneti, essendo padovani, suppongo che sia Sobon. Se ho sbagliato la pronuncia chiedo scusa agli amici dell'attività. Allora, io ho pagato la box 4,99 € e dentro c'era tutto questo che vedete e adesso vi farò vedere nel dettaglio. Partiamo da due cose confezionate ma sempre comunque prodotte da loro, che sono due pizzette, due base di pizza rossa al lievito madre e una pagnotta al germe di grano, pane biologico con farina integrale di grano tenero, e queste sono le due cose confezionate. Poi ci sono questi sacchettini dove dentro c'è di tutto, quindi partiamo da un bel pezzettino di focaccia ai pomodorini, appoggio qua sul piatto, e un pezzettone enorme di focaccia alle olive verdi. Ciao sacchetto. Poi in questo sacchetto ci sono un sacco di polpette, non so che cosa siano, è una sorpresa. Adesso sono tutto fredde e ghiacciate perché sono appena arrivata a casa, quindi vanno scaldate. Questa ce n'è una verde, quindi suppongo sia zucchine, qualche tipo di verdura, e queste non lo so, magari poi l'assaggio ve lo scrivo nell'info box che gusto erano, però io vorrei farvi vedere, non ci riesco a farvi vedere in nessun modo, ma ce ne sono veramente tante perché sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 polpettine. E magari ve le faccio vedere da qua sopra. Ecco, sono veramente tante. Dopo vi farò sapere appunto i gusti. Secondo sacchettino, e dentro ci sono dei panini. Il profumo del pane fresco, ma parliamone. Ce ne sono 4. Terzo e ultimo sacchettino. Oh mamma mia, i panini con l'uvetta. E anche di mamma mia, hanno un peso specifico non indifferente, e anche di questi ce ne sono 4. Li metto tutto qui insieme. Io direi che è una bella quantità di cibo per 4,99 € che ho speso. Non male, oltretutto ha un profumo che io vorrei farvi sentire, si sente che è proprio roba buona. Ma anche l'altra volta che avevo provato l'applicazione avevo preso una box da una famosa pasticceria di Padova e era tutto strabuono. Cerco di farvi vedere l'applicazione che è qua. Eccola qua. L'applicazione, appunto, ripeto, si chiama Too Good To Go e è questa. Mettendo la vostra città vi vengono fuori tutte le attività che aderiscono a questa applicazione. Voi selezionate
verrà fuori scritto l'orario in cui è possibile recarsi presso il negozio a ritirare la vostra box. Semplicemente pagate, ovviamente, selezionate l'attività, pagate tramite PayPal o carta di credito e poi all'orario stabilito dalla box, dall'applicazione per ritirare la box, vi presentate al negozio, il negozio farà swipe sulla vostra applicazione, quindi da lì risulterà... Ciao Pixel, fai giù dal tavolo amore. Pixel, Pixel, non c'è papà per te amore. Dicevo, in negozio faranno swipe dalla vostra applicazione e da lì risulterà che l'avete ritirata. E niente, tutto qua. È un'applicazione veramente interessante, scaricatela in tanti perché più viene usata più chiaramente ci saranno attività che decideranno di aderire all'iniziativa, che ripeto è veramente interessante perché cerca di combattere lo spreco alimentare. Questa è tutta roba invenduta che altrimenti sarebbe andata buttata via, a parte probabilmente il pane confezionato, tutto il resto sarebbe andato buttato via. 4,99 € per tutta questa cosa che vi ho fatto vedere, direi che è stato un bel affare. Spero che questo piccolo video di servizio su questa applicazione Too Good To Go vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo così tantissimi verranno a conoscere questo servizio e quindi prenderà sempre più piede, e ci vediamo alla prossima. Ciao, anche da Pixel.